E quando sono arrivato giù c'era l'asina in piedi che soffriva tremendamente, gravida tra l'altro, e niente, una brutta scena che non auguro a nessuno e mi auguro che non succeda a qualcuno di noi, qualche umano. È un racconto drammatico quello di Mauro Tieppo, allevatore a Stabie, frazione sopra Lentiai, dove in pieno giorno e a poche decine di metri dalle case è andato in scena l'orrore. Sarà forse il ciclo della natura, ma di certo il lupo ha colpito ancora e con una ferocia inedita. Sono le 6 del mattino quando un anziano del posto si reca nel recinto dove si trovano i suoi 2 asini, un maschio e una femmina. Dà loro del pane e va in paese a fare delle commissioni. Alle 10 ritorna ma non li trova più. Chiede così aiuto al vicino di casa, Mauro Tieppo. I 2 asini sono spariti e la recinzione è squarciata. Gli animali, scopre Tieppo qualche minuto dopo, si trovano nel torrente di una scarpata poco distante. L'acqua è rossa, la scena è sconvolgente, il maschio sbranato per intero, la femmina ferita in modo grave nella parte posteriore agonizzante, verrà battuta poco dopo. Sul posto le guardie provinciali e anche i vigili del fuoco, ma è solo l'ultimo episodio di una serie. Poi lunedì c'è stata un'altra reazione, un'asina a 30 metri da una casa e altre 3 pecore in mia proprietà, sempre su un recinto, e basta, che dire. Questo non è il sistema secondo me. Lo stesso copione nelle ultime ore è andato in scena anche a Cornei in Alpago, dove sono state colpite delle pecore.